Rimuovere la pedana metallica installata in maniera difforme rispetto a quanto previsto è quanto il comune di Polignano ordina ai titolari di un'impresa che ha installato la pedana in acciaio in piena estate nella frazione marinara di San Vito. È stata la Capitaneria di Porto lo scorso 24 luglio ad intervenire, rilevando 36 perni in acciaio impiantati nella scogliera naturale per reggere il peso della pedana, contrariamente a quanto invece autorizzato, e cioè che l'imbarcadero doveva essere di facile rimozione, in acciaio zincato e con griglie per permettere il passaggio dell'acqua in caso di mare agitato. La Capitaneria di Porto ha sanzionato il comune con oltre 1.000 euro di multe per occupazione di area demaniale, soldi che ora l'ente chiede ai titolari dell'impresa. La pedana in acciaio, come detto, è stata autorizzata dal comune in piena estate, costata 10.000 euro con soldi attinti dall'avanzo di amministrazione, lavori di somma urgenza, è scritto nella delibera, per permettere l'attracco di imbarcazioni. In realtà per tutta l'estate la pedana è stata utilizzata da una sola imbarcazione per il trasporto di turisti in giro per le grotte marine, imbarcazione che anche oggi è ormeggiata dinanzi la pedana. L'ordinanza, firmata ieri dall'UTC, concede 10 giorni di tempo per ripristinare lo stato dei luoghi. La pedana quasi sicuramente sarà nuovamente installata tenendo fede alle prescrizioni della Capitaneria, resa da capire a carico di chi saranno i costi da sostenere.